Una statua che crea polemica ancor prima che venga posizionata è la statua di Alpino, che dovrebbe essere a breve installata nel Parco Tito Livio di Padova. A creare malumori all'interno della giunta di centrosinistra è il fatto che la statua ritragga la figura dell'alpino con il fucile in mano, una scelta che, secondo tre assessori, stride con il periodo di crisi mondiale, con i fronti di guerra aperti tra Palestina e Israele e Ucraina e Russia. La statua dell'alpino però era stata richiesta dal gruppo delle Penne Nere di Padova e Rovigo 4 anni fa, dopo le celebrazioni del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale. Ci sembrava giusto ricordare dove noi siamo partiti. Siamo partiti con la Prima Guerra Mondiale, anzi prima, la nostra fondazione prima, però ecco, nel 2018 ricordiamo che Padova era un po' il centro dei festeggiamenti per la fine di quello che era successo 100 anni prima. E allora l'idea era proprio quella di ricordare un militare della Prima Guerra Mondiale. Quindi quando c'è stata la possibilità di fare un monumento, è chiaro che il monumento poteva ricordare, per ricordare appunto i nostri bisnonni, doveva essere fatto in modo più aderente possibile a quella che era la realtà dell'epoca. Il gabinetto del sindaco si era interessato e la statua è stata realizzata in questi anni dallo scultore Ettore Greco, che ha cercato di plasmare la materia in modo molto attinente alla realtà, basandosi anche su tessuti e divise dell'epoca. Quando 4 anni fa noi abbiamo festeggiato il nostro centenario, c'era questa idea di fare un monumento appunto a ricordo degli alpini, gli alpini di ieri ma anche gli alpini di oggi. Questa polemica sulla statua con il fucile ha sorpreso il gruppo padovano delle Penne Nere, che ricorda l'impegno di pace degli alpini. Quello che io ci tengo a dire è che non è un alpino in atteggiamento aggressivo, non è un alpino all'assalto come tanti monumenti fatti nei decenni scorsi rappresentavano. È un alpino in atteggiamento assolutamente tranquillo, tra l'altro che guarda lontano, guarda verso la cappella di Scrovegni, tanto per intenderci, che è sicuramente un simbolo di bellezza e di pace per i quadri e per i dipinti che ci sono all'interno. Quindi quando io ho visto gli articoli sul giornale sono stato veramente sorpreso, perché di militaresco o di aggressivo quella statua non ha assolutamente nulla.